Rieccoci nell'ultima parte di Primus Inter Pares, ospite l'assessore regionale della Sanità Veneto Manuela Lazzarini. Abbiamo parlato della situazione ovviamente delle aziende ospedaliere, degli ospedali, di quello che sta succedendo per quanto riguarda la sanità nel Veneto. L'ultima domanda, perché poi parleremo del Covid. Arriva l'estate, ovviamente per il motivo che lei prima ha citato, molti reparti vengono diminuite le capienze e se si ammala tanta gente cosa succede? No, allora il servizio... Perché di solito il reparto viene diviso a due, i letti vengono diminuiti. Allora, è chiaro che il servizio sanitario deve essere garantito, devono essere garantiti i nostri pronti soccorsi, i nostri punti di primo intervento, insomma, quindi in un modo o nell'altro noi il personale dobbiamo trovarlo, dobbiamo garantire il servizio perché stiamo parlando di livelli essenziali di assistenza, quindi sistema universalistico in cui tutti devono essere curati, quindi su questo non ci piove. È chiaro che le aziende in questo caso dovranno eventualmente cercare di organizzare, rendere quella flessibilità all'interno dei propri ospedali e andare incontro a quelle che sono le esigenze, dove c'è più richiesta, meno richiesta, dove c'è più necessità o minore necessità. Un'altra domanda banale, faccio le domande che poi si pone la gente sulla strada. Tanti mi dicono, ovviamente io non sono d'accordo con il pensiero di molti, però vanno in un'azienda ospedaliera a fare un intervento e addirittura il medico di turno, quello che ha fatto l'operazione, manda a casa il paziente abbastanza in tempi rapidi senza completare la cura all'interno dell'ospedale. E tanti dicono lo fanno per avere meno costi. È una strategia, è vero quello che si dice, oppure sono favole che vengono raccontate? Allora, oggi sicuramente l'ospedalizzazione è un'ospedalizzazione molto diversa da quello di un tempo. Oggi l'ospedalizzazione media è 3 giorni, /4 di degenza ospedaliera, ma perché è così impostato il sistema, ma non solo Veneto, il sistema nazionale. È chiaro che quindi l'ospedale per acuti, per le emergenze e urgenze, dopo però ci sono anche delle strutture di intercapedine, le strutture intermedie, gli ospedali di comunità, le unità riabilitative territoriali servono proprio a questo, per poi stabilizzare eventualmente il paziente prima di mandarlo a casa al proprio domicilio, però non è una questione economica o per risparmiare, è una questione di linee guida nazionali. Però la voce sa del popolo dice questo, non dice ci hanno mandato a casa per risparmiare soldi, però non sono ancora guarito per bene, quindi è giusto chiarirlo. Io credo Ma che ricordiamoci che oggi a casa però comunque si può fare anche molta terapia domiciliare, in sicurezza, senza problemi, con l'ausilio anche dell'assistenza domiciliare, dell'assistenza infermieristica, cioè è un po' cambiato secondo me. Se noi abbiamo l'idea dell'ospedale di un tempo in cui si rimaneva 1 settimana, 2 settimane, dei mesi, non è più oggi quella situazione. Oggi c'è la telemedicina, la teleriabilitazione che abbiamo imparato anche a conoscere molto con il Covid, saranno sicuramente una frontiera per il domani. Senti, le faccio un'altra domanda e mi viene da sorridere e le spiego perché. Perché questa persona è un amico, era un medico primario del pronto soccorso, si è licenziato, ha detto non posso più farlo perché è stressante, vado a fare il medico di base e si è accorto che ha trovato una strada ancora più impervia di curve che all'interno del pronto soccorso. Ho fatto questa premessa per chiederle, sono molto arrabbiati i medici di base? Allora, i medici di base sono arrabbiati perché dicono che la Regione non sta aprendo i tavoli di concertazione. Io ho chiarito con loro la posizione, è anche l'occasione per richiarirla. Allora io ho detto a loro, siccome ci sono 2 questioni nazionali che stanno venendo avanti, una è il DM 77 che è il nuovo decreto ministeriale per quanto riguarda il territorio dove sono inserite le case della comunità, quindi ci dicono quante case della comunità dobbiamo fare, quanto personale devono avere le case di comunità, quanto aperte devono stare nell'arco della giornata e quant'altro. E l'altra è la nuova ACN, l'accordo collettivo nazionale che prevedeva appunto quante ore possono fare nei loro ambulatori, quante ore possono fare nelle case della comunità. Allora io con loro ho detto, io prima voglio capire bene cosa succede a livello nazionale e poi declinare a livello regionale il nostro modello. È quello delle medicine integrate di gruppo che noi abbiamo già e in maniera lungimirante abbiamo iniziato il percorso già da un po' di tempo. È quello di altre strutture che oggi stanno funzionando, le aggregazioni, i gruppi, i lavori in rete,
dotare di studi di specialisti, di attrezzature, ma soprattutto dargli una mano per quanto riguarda la parte amministrativa, che è quella che pesa molto di più, e anche infermieristica, trovando il personale. Su questo insomma sicuramente troveremo con loro anche la via Però oggi sono migliore. proprio, soprattutto dalla parte amministrativa, come ha appena citato lei, ovviamente sono in grossa difficoltà. Loro, gran parte oggi del loro lavoro è lavoro amministrativo, che distoglie dal lavoro vero, quello di appunto di visitare, di riuscire a prendersi cariche. Ma sono 1800 pazienti o un medico di base che deve seguire? Allora, il massimale è di 1500 pazienti. Li hanno aumentati a 1800? No, allora il massimale oggi è di 1500 pazienti. La media veneta rispetto ai medici che ci sono oggi, che sono 2885 mi sembra, è di circa 1400 pazienti per medico. Vuol dire che ce ne sono alcuni che hanno 1600, alcuni che ne hanno anche 1200, no? O anche 1000. Noi abbiamo fatto una delibera in emergenza in cui abbiamo detto, su base volontaria, quindi chi vuole, alziamo il massimale fino ai 1800, vi diamo però un aiuto per quanto riguarda la parte amministrativa, riconoscendo un tot di soldi ad assistito per il collaboratore di studio. Il 15% hanno accettato di avere 1800 assistiti, quindi una parte molto piccola, perché probabilmente la componente amministrativa è molto forte. Ma non sono troppi, al di là che voi date supporto economico, però non sono troppi. Allora sicuramente io credo che il valore più giusto è quello dei 1500, 1400, 1500. È altrettanto vero che se non ci sono medici, gli assistiti bisogna distribuirli tra quelli che ci sono. Oggi però noi con i corsi di scuola che abbiamo, la nostra scuola, quella a Montecchio Precalcino per quanto riguarda la medicina generale, noi abbiamo 3 corsi in itinere e nel 2025 usciranno circa 700 nuovi medici di famiglia tra il 17esimo, il 18esimo e il 15esimo corso che sono in itinere. Siamo quindi ben fiduciosi, insomma, che anche quelli che vanno in pensione, quelli che stanno studiando e usciranno, eccetera, riusciamo anche a coprire le zone carenti. E poi abbiamo sempre con il provvedimento di Consiglio regionali abbiamo messo nero su bianco che quelli che stanno studiando adesso possono anche assumere con i tutor, quindi con tutto il sistema di tutoraggio previsto e quant'altro, possono avere fino a incarichi temporanei, fino a 1000 assistiti nei primi anni e 1200 assistiti nei secondi anni, in modo che già iniziano anche, diciamo, con la professione, e da incarichi temporanei, una volta che finiscono il corso dopo i 3 anni, possono anche diventare incarichi a tempo indeterminato. È capitato qui poi tra l'altro un paese vicino a Dagna che è senza medico di base e i cittadini dovevano andare ovviamente in altri paesi a fare la cura. Non so se la situazione è stata chiarita in quel paese, però il sindaco ha fatto ovviamente un po'... la conosco molto bene, perché allora mi arrivano minimo 1 o 2 lettere di sindaci a settimana o di raccolte firme di cittadini perché non hanno più il medico di base in quel territorio, in quella frazione, in quel comune. Noi con le aziende sanitarie mettiamo in atto tutte le azioni possibili, però ricordiamoci che questi sono medici liberi professionisti convenzionati col sistema sanitario regionale, non sono dipendenti nostri e quindi noi possiamo imporre di andare in quel comune, di prendere quell'ambulatorio. Però l'hai capito, insomma. No. Nel senso che però se si lamentano e protestano vengono da voi. E quindi se sì, però noi non abbiamo nessun modo per obbligarli a ricoprire quell'incarico, quella zona carente, perché, ripeto, sono dei liberi professionisti convenzionati col sistema regionale sanitario. Infatti la loro modalità è quella basata sull'accordo collettivo nazionale. Noi applichiamo l'accordo collettivo nazionale. Senta, dicono che in Italia la sanità è pubblica e quindi non è a carico dei cittadini come in altri paesi del mondo, vedi l'America, vedi l'Israele, dove devi entrare in azienda ospedaliera con la carta di credito, però anche oggi qui certe prestazioni bisogna pagarle. Si sta andando verso quella direzione secondo lei oppure no? L'Italia rimarrà così sotto l'aspetto sanitario? No, allora, noi c'è l'universalità del sistema sanitario sancito dalla Costituzione, quindi bisogna cambiare la Costituzione prima intanto per... Ma ci sono anche... No, dico, primo,
Secondo, non si va verso questa direzione. È chiaro che ci sono delle prestazioni, degli screening, delle malattie rare, insomma delle cose che non rientrano tra i LEA, i livelli essenziali di assistenza. Sono i famosi paletti che si E possono noi mettere siamo anche. chiamati a rispondere ai LEA, quindi i livelli essenziali di assistenza, che sono quelli che ci vengono riconosciuti a livello nazionale e sono uguali per tutta Italia. È chiaro che poi ci possono essere degli extra LEA, quindi delle prestazioni che non rientrano in quegli elenchi ma sono altrettanto importanti e che non sempre il sistema sanitario può coprire con i fondi sanitari. E quindi, Alcuni screening, per esempio, no, certo, alcune vaccinazioni, se uno sceglie di fare quella vaccinazione, non rientrano ai LEA, quindi non è più una vaccinazione gratuita, ma deve essere pagata però se la persona sceglie di farla. La percezione è che non succederà come negli altri paesi. No, siamo molto lontani, abbiamo una storia, una tradizione e ripeto, abbiamo un articolo della Costituzione. Ma quando finiscono i soldi sa che anche le storie e le tradizioni... E allora dobbiamo cambiare la Costituzione. Perché poi mi ha detto una cosa che poi la riprendo, che mi ha fatto riflettere durante la pubblicità. E torniamo invece al titolo della trasmissione, che è il ritorno del Covid. In maniera prepotente ormai, credo oggi ci sono più di 100.000 casi, ma credo che quelli che nessuno dice di averli di più. saranno... Guardi, io ho avuto occasione di venire a sapere che giravano dei bambini che avevano il Covid e giravano senza mascherina così come niente fosse, ovviamente poi venivano attaccati tutti. È una situazione che preoccupa la sanità veneta questa, oppure per via dei vaccini, per via che ormai il Covid ha una storia, lo conoscete bene, è abbastanza, tra virgolette, uso un termine proprio, tranquilla la situazione? Allora, è una situazione monitorata e sotto controllo oggi. È una novità perché noi non avevamo mai visto d'estate un'impennata così importante. Nelle estati precedenti, 2020-2021, anzi l'infezione era quasi sparita, avevamo numeri veramente... C'erano meno varianti naturalmente. Sì, c'erano altre varianti che erano meno diffusive di questa. La Delta sicuramente era più forte se la prendevi, quindi aveva delle conseguenze un po' più forti, a volte anche un po' più pericolose, però non aveva questa diffusione. Quindi la novità è che questa variante, soprattutto l'Omicron 5, che è quella che c'è oggi, è effettivamente molto molto diffusiva e quindi si espande con molta velocità. Oggi noi quindi viaggiamo negli ultimi giorni attorno agli 8.000, 10.000 positivi al giorno, quelli chiaramente che hanno fatto il tampone, quindi alla fine poi iniziano il periodo di quarantena, di isolamento e tutto il resto, altri probabilmente lo sono ma non vengono riscontrati perché pensano di avere il raffreddore, l'infreddatura per l'aria condizionata, insomma certo. Sappiamo anche questioni che ci possono essere e che ci sono, insomma perché ci sono anche queste situazioni in questo momento. Abbiamo un'occupazione degli ospedali tutto sommata limitata, però insomma cresce un po' l'occupazione nelle parti di area non critica, quindi le parti Covid per capirci, poco fortunatamente per quanto riguarda le terapie intensive. Però abbiamo fatto un'analisi anche di questi ricoveri che si aggirano attorno ai 550, 600 insomma, persone in tutti gli ospedali del Veneto, sto parlando, abbiamo fatto una verifica e abbiamo visto che quasi la metà sono i cosiddetti Covid per caso, nel senso sono persone che accedono agli ospedali per farsi l'intervento, per fare il preoperatorio, accedono al pronto soccorso e siccome noi facciamo il momento in cui uno entra in ospedale per una questione di questo tipo, gli viene fatto il tampone, quindi risultano positivi in quel momento, vengono chiamati i cosiddetti Covid per caso. Abbiamo quindi di invece persone Covid che entrano e anche con sintomi un po' più seri, circa il 35% e sono persone anziane, over 80, 75 e più anni. Mi dicevano proprio nel reparto di terapia intensiva a Padova specialmente che ci sono dei pazienti, pochi in terapia intensiva, che hanno il Covid, ma sono entrati, come diceva giustamente lei, per altre patologie più pesanti, poi hanno preso il Covid e vengono passati per Covid, ma in effetti di infezioni polmonari ha detto ce n'è pochissima. Quindi ecco, questo può tranquillizzare. Fortunatamente ce n'è pochissima. E questo può tranquillizzare Lanzarin, ovviamente questo settore ritorna al Covid. No, allora secondo me questo ci mette di fronte al fatto che noi abbiamo capito che con questo virus ci dobbiamo convivere, quindi ci dobbiamo attrezzare e dovremmo cercare di mettere in atto questa convivenza. Da qui anche tutti gli incontri, anche tecnici, che stiamo facendo a livello nazionale, perché chiaramente devono cambiare. L'ha preso anche lei, se non devono cambiare, sì, l'ho
preso anch'io. L'unico che non l'ha preso è stato Zaia. L'ho presa a gennaio io. Zaia non l'ha preso, vero? Zaia è stato bravo, più bravo e più fortunato, sì, perché sì, è anche un po' una questione di fortuna, credo. Sì, no? penso anch'io sia un pizzico di fortuna. No, dicevo, quindi anche a livello nazionale stiamo parlando, perché chiaramente devono cambiare anche le regole della quarantena, dell'isolamento, cioè oggi c'è una fotografia completamente diversa, probabilmente bisogna reiterare tutto, perché non possiamo pensare che a settembre-ottobre con la parentesi autunnale-invernale ritorniamo o ripiombiamo in chiusure, restrizioni o quant'altro. Quindi dobbiamo convivere, trovare la giusta dimensione, la giusta misura e cambiare anche le regole, insomma, del gioco. L'altro giorno, la settimana scorsa, le chiedo scusa se non do la data esatta, Palù in un'intervista ha detto a settembre avremo dei vaccini proprio contro tutte queste varianti, che tra l'altro ne è uscita una dall'Indonesia proprio ieri o oggi. È fiduciosa in questo lei? No, anch'io ho sentito, insomma, e ci hanno rassicurata che dovrebbero arrivare i 2 vaccini principali, Moderna e Pfizer, quelli insomma che abbiamo utilizzato finora, aggiornati con le varianti Omicron, quindi l'Omicron 1, Omicron 2 e dovrebbero rispondere anche all'Omicron 5, che è quella che sta circolando in questo momento. Quindi ci sarà questo vaccino nuovo, aggiornato, quindi probabilmente ci sarà una nuova campagna di vaccinazione, presumo su base volontaria, e sarà, almeno qualcuno dice, che potrebbe essere rivolta agli over 60, quindi diventerà un po' come la campagna anti-influenzale. Certo, io faccio un po' di tutti, ormai sono pieno di vaccini, perché spero che continui così. E senta, prima durante la pubblicità ha detto una cosa che mi ha fatto riflettere, che condivido. Ha detto: non vedo un grande settembre, non sotto l'aspetto del Covid, ma perché la gente va via, giustamente dopo tanti anni di clausura va a divertirsi, spenderà soldi, si divertirà, poi quando rientreranno a settembre, rientreranno a lavorare, ci sono bollette da pagare, ci sono stati gli aumenti e quindi sarà un aspetto economico difficoltoso. Da dove arriva questo suo pensiero, che in parte condivido? Io spero sempre non sia così, però in parte condivido. Ma io credo che oggi i dati, tutti gli indici ci dicono questo. Allora, noi siamo già entrati in recessione e a settembre, secondo me, ottobre sarà ancora maggiore, perché abbiamo dei fattori. Allora, lasciando perdere il periodo Covid, la guerra, che chiaramente non ci voleva e ci ha fortemente penalizzato, il caro bollette, caro energetico, che comunque c'è e ce l'abbiamo e ce l'avremo anche nei mesi successivi, e probabilmente anche con la stagione invernale, necessità di riscaldamento eccetera, forse ce ne accorgeremo un po' di più. Il rincaro delle materie prime. Tutte le materie prime stanno aumentando, quasi tutte. No, mi dicevano proprio oggi che per esempio l'acciaio sta un po' diminuendo, mi dicevano. Però tipo le materie prime cereali di altro vario tipo, cioè se uno va a fare la spesa al supermercato si accorge che la spesa è già aumentata di un bel po'. E quindi io ho la sensazione che in questo momento siamo tutti stanchi e abbiamo voglia di evadere da tutte le restrizioni che abbiamo fatto, e quindi sicuramente insomma c'è oggi una spinta proprio per vivere appieno quella socialità che ci è mancata. I dati, il mio collega insomma, del turismo dice che probabilmente questa stagione turistica sarà migliore del 2019, quindi vuol dire con punte enormi. Però la sensazione e la paura è che invece a settembre ci risveglieremo con grossissime difficoltà. Dicono, anche qui gli indici dicono che stanno aumentando le famiglie sotto la soglia di povertà. Ma con tutti i soldi che arrivano non si può supplire a queste difficoltà. Ma se parliamo dei soldi del PNRR, sono soldi destinati a interventi particolari, a interventi specifici, e non sono soldi che vanno in aiuti rispetto a situazioni di questo tipo. Certo, quindi staremo a vedere, sarà un... E quindi insomma io mi auguro di sbagliarmi, ma ho paura che la sensazione è che a settembre insomma ci sarà un periodo, settembre-ottobre, un periodo molto duro, insomma, anche se parliamo anche con le categorie economiche, dicono che iniziano a vedere meno ordini, cioè la filiera si sta un po' cambiando, quindi insomma anche tutto il problema dell'automotive con il discorso dell'elettrico sta iniziando a far preoccupare molte attività nostre che erano comunque specializzate in questo. Bisogna trovare la soluzione, perché altrimenti davvero diventa drammatica la cosa. La cosa diventa drammatica e diventa sicuramente pericolosa, perché potrebbe prendere un'inclinazione da dove non si torna indietro. Io dico sempre che oggi noi abbiamo un problema grosso a livello di paese Italia,
Una è sicuramente la denatalità, e quindi il fatto che oggi insomma siamo un paese che invecchia molto, invecchia con velocità, e invece non investe, o comunque insomma oggi non ha numeri importanti, il cosiddetto inverno demografico. E l'altro è anche il discorso occupazionale, nel senso che noi sappiamo che oggi, lasciamo perdere il sistema sanitario, che abbiamo già parlato, che non c'è personale, ma oggi non c'è personale per i ristoratori, per gli albergatori, per gli amministrativi dentro i comuni, per lavori di manodopera più specializzata, eccetera. Questo secondo me ci deve far riflettere, perché rischia di andare in tilt il sistema Italia, e quando va in tilt il sistema Italia va in tilt anche il sistema di welfare. Certo, è brutto sentire quando dicono è un paese che stiamo invecchiando, poi uno diventa vecchio come sottoscritto, sta invecchiando, e sentirselo dire che purtroppo è un passaggio che prima o dopo capita a tutti, prende un po', cioè mi arrabbio con me stesso, non vorrei mai diventare vecchio, però si diventa anche vecchio. Ecco. Però cioè, dobbiamo dire una cosa, volte... però diventiamo vecchi, viviamo molto di più, perché c'è un sistema sanitario di welfare, di controllo, di prevenzione, che ci permette anche di, insomma... Mi scusi, sembra nei giovani, quando viene detto ma quello è vecchio, come di buttarlo via, di buttarlo... E invece io ho un'altra impressione, siccome si diventa vecchi tutti, bisognerebbe dare una cultura a tutti, anche i giovani, che diventeranno vecchi anche loro, e che se uno è bravo, se la Lazzarin è brava a 30 anni, lo è brava anche a 80, se sta bene. Io condivido con lei, perché le categorie che anche in politica le abbiamo viste. Termino il concetto, casomai la Lazzarin non avrà più le energie, allora per le energie metteremo dei giovani, ma se la testa della Lazzarin funziona a 30, di sicuro funziona anche a 80. Ma io concordo con lei. Non voglio buttare via la Lazzarin, tanto per capirci. Io concordo con lei, infatti quando anche in politica insomma è entrato il discorso della rottamazione, no? Cioè rottamiamo sì, però uno ha anche l'esperienza e la possibilità di poter dare ancora, no? Bravo, è bravo. Cioè quindi indipendentemente che abbia fatto 5, 10, 15 anni o abbia non so quanti anni. Sì, no, ma questo su tutto, anche sul mondo del lavoro. Noi vediamo dei capi imprese, insomma, cioè adesso è mancato un poco tempo fa del vecchio, noi sappiamo che fino all'ultimo insomma è stato lui il capo impresa e oltre che il fondatore. Vedremo quello che faranno gli eredi, perché poi gli eredi ci sono quelli bravi, ma ci sono anche quelli che distruggono i capolavori che hanno fatto gli anziani. Detto questo, l'ultima domanda invece la faccio, perché l'ospite che abbiamo avuto prima, Alberto Stefani, abbiamo parlato in maniera molto ampia, riguarda l'autonomia. Autonomia richiesta dal Presidente Zaia ancora 5 anni fa, voluta da tutti, indipendentemente dalla parte politica, perché dell'autonomia la vogliono tutti, destra e sinistra. Ma come mai non riusciamo a raggiungere, avendo al governo tutti i partiti praticamente, tranne uno solo che ci starà per poco, poi entrerà anche quello fra poco? Perché non riusciamo ad avere questa benedetta autonomia, secondo lei? Io non lo so che motivazioni, ci sono motivazioni storiche radicate, una ancora suddivisione nord-sud, quindi con la paura che alcune regioni vengano privati di quei principi di solidarietà e sussidiarietà che rimangono con l'autonomia, perché il Presidente Zaia l'ha sempre detto, quindi la leale principio di sussidiarietà, di solidarietà rispetto al resto del Paese, rispetto sicuramente alle realtà che soffrono di più, quindi non andiamo a toccare questo. Oggi c'è la novità che mi sembra insomma di aver capito ed aver sentito, che la legge delega dovrebbe essere pronta, insomma, quindi speriamo insomma che arrivi e speriamo che si inizi a lavorare anche sulle materie che ci verranno riconosciute, e io credo che solo in quel momento si dimostrerà effettivamente cosa vuol dire autonomia, che vuol dire responsabilità, nel senso la responsabilità di prenderci un pezzetto di settore, di governarlo e di riuscire a dare più servizi. Quindi io credo che insomma sotto questo verremo misurati su questo, mi auguro. In conclusione, io ho sempre da domande quelle non professionali, se così si può definire. Lei è iniziato, è diventato assessore sanitario nel momento più per via del Covid, e ovviamente la sanità Veneto ne è uscita in
in maniera molto positiva e quindi le prospettive lo sono anche per quanto riguarda tutto il resto. Lei si prenderà un po' di ferie quest'anno? Devo. Un pochettino, un pochettino. No, devo sicuramente, perché insomma fa bene anche staccare un po' la spina, ricaricare le batterie ed essere pronti anche alle nuove troppi soldi perché poi essere pronti alle nuove sfide. Lei lo sa che a settembre arriva il periodo duro, quindi non bisogna spendere tanti soldi. Faccio una battuta. Quindi vacanze spartane, va bene. Spartane, va bene. Grazie Emanuela Lazzarini, è stata con noi, in bocca al lupo, buon lavoro e buone ferie ovviamente nel periodo che lei ci andrà. Grazie di essere stata con noi. Grazie a voi. Invece do un appuntamento a mercoledì prossimo con un'altra puntata di Primus Inter Pares. Buonanotte.